associare l'isola con la straordinaria bellezza del mare, con le suggestive scogliere e spiagge che nulla tengono a paragone di quelle tropicali. Parlare di Sardegna però vuol dire anche raccontare di un'isola ricca di storia, di folklore e di tradizioni. Infatti chi va in Sardegna ha la possibilità di fare un viaggio straordinario attraverso il tempo, addentrandosi nell'anima all'origine misteriosa di un popolo semplice, ma allo stesso tempo ricco di creatività.
Micheletti, Michele e Micheletti. Salvatore, dalla cucina è pregato di recarsi sul palco. La tastiera, mamma mia, quante persone, venite, vieni qua. Antonella, Anna, ecco c'è Marco. Più quelli che non ci sono oggi, ce ne sono altre persone. E oggi è un giusto ricordo. C'è qualcuno che si nasconde, il presidente onorario, Antonello Orgione. Rita e Pino. La videocamera mi sembra stabile. Franco, dalla cucina, ti vedo, Franco, molla tutto e vieni qua. Eccolo lì che arriva. Prendi anche Micheletti, qua. Dov'è Michele? Ah, eccolo qua. Va bene, allora signori, questa è solo una parte delle persone che ha contribuito alla buona riuscita della festa anche quest'anno. La buona riuscita avviene grazie alla vostra partecipazione e al vostro calore. E tutto l'impegno che ogni anno noi mettiamo in questa festa è ricompensato dalla soddisfazione che ci dà la vostra presenza sempre numerosa. Noi ci auguriamo che siate stati bene insieme a noi, perché quello che vogliamo trasmettervi è anche e soprattutto calore umano. Per
restrizioni qui, perché la restrizione che la Regione Sardegna ci sta imponendo e giustamente ci impone di rimboccarsi le maniche, perché non possiamo aspettare solo che arrivino sempre i contributi da parte di loro. Però detto questo, il progetto del Circolo di Magenta penso che sia sulla buona strada e gli auguro tanto buon successo di queste cose, soprattutto vedo che sta lavorando con i giovani e che gli auguro che tutti i circoli rispondano, naturalmente Bareggio compreso, a questo richiamo di un'organizzazione soprattutto fatta da giovani. Perciò ancora una volta un augurio a Walter e che in bocca al lupo, perché trovare in un circolo un giovane presidente come Walter non è una cosa da tutti i giorni. Vedo che c'è lo spirito, c'è la volontà, c'è soprattutto la volontà di crescere. Perciò ti faccio un grosso augurio e un grosso in bocca al lupo. Adesso mi rimane solo che fare un ringraziamento al nostro gruppo folk Amelio Nazari, che tanto tempo porta alto il nome dell'associazione Amelio Nazari in giro per la Lombardia e non solo, e dedicano tantissimo tempo a questa bella improvvisata nel 2000, improvvisata proprio organizzazione di formare questo gruppo, e vedo che tengono duro, anzi vedo tantissimi giovani che si stanno avvicinando al gruppo folk di Bareggio. È un buon auspicio, ripeto prima, perché i giovani sono importanti, devono essere i nostri successori, e perciò mi auguro che anche loro continuino, malgrado la rinuncia al tempo libero, alla famiglia, a portare via tutto questo tempo qui, che sia almeno una grande soddisfazione per loro. Voglio annunciare qui ufficialmente che dopo 13 anni di attività che il gruppo appunto svolge in tutti i circoli d'Italia e non solo, per la prima volta quest'anno, agosto, vanno in Sardegna per un'esibizione, e perciò questo penso che sia un premio della loro grande volontà di portare avanti il folklore sardo. Immaginatevi voi un gruppo folk creatosi in Lombardia che va in Sardegna per l'esibizione. Auguri, in bocca al lupo a voi e grazie di nuovo a te, Antonello. Grazie ancora, speriamo di andare avanti con questo spirito, di trovare sempre più giovani che aiutino e